Nei prossimi giorni in città verranno abbattuti 87 alberi. Le zone riguardano Città Giardino, Viale Cesare Battisti, lungo il Put, lungo Sile Mattei e a Ponte San Martino. Il comune però mette le mani avanti. Si tratta di piante arrivate ormai a fine vita, malate o diventate un pericolo per auto e passanti. È per pubblica incolumità, si tratta di alberi sparsi e sono alberi che sono arrivati a fine vita o sono alberi che sono pericolosi per la loro staticità o ancora tipologie di alberi attaccati da un fungo che ne ha rosicchiato circa metà del tronco, quindi sono alberi che sono assolutamente classificati con scheda tecnica da un agronomo forestale come alberi pericolosi per la pubblica incolumità. Noi abbiamo il dovere di tagliarli. Nonostante gli abbattimenti, la maggioranza dei trevigiani hanno capito che si tratta di una necessità. In molti però vogliono che le piante vengano sostituite al più presto. Se sono malati, sì. Sarebbe una follia farlo se non fossero malati, per cui penso che sia necessario per motivi di tutela delle altre piante. Sì, è corretto, basta che vengano reintegrati, me lo auguro. Togli un albero, ne impianti 10, poi comunque qualcosa rimane nel tempo. E ormai funziona dappertutto, in ogni città, dove muore un albero va riimpiantato un altro. L'assessore ha risposto subito, tranquillizzando la cittadinanza. E ne pianteremo circa comunque 150, da 87 a 150 in più. Li ripianteremo ovviamente dove siamo andati a espiantare questi. In città saranno piantati nuovi alberi uguali a quelli abbattuti tranne per i pini marittimi di Viale Cesare Battisti che soffrono troppo il clima trevigiano. Tutti gli interventi dovrebbero concludersi entro i primi giorni di luglio. La piantumazione dei nuovi alberi è prevista invece per il mese di ottobre.